In Confartigianato Veneto, l'associazione imprenditoriale regionale maggiormente rappresentativa, a cui aderiscono per il tramite delle 7 associazioni provinciali che la compongono oltre 55.000 soci, nei giorni scorsi si è provveduto alla nomina del presidente e dei 2 vice che guideranno l'organizzazione fino al 2022. Ne sono scaturite 3 conferme: il vicentino Agostino Bonomo, presidente, il padovano Roberto Boschetto, vicepresidente vicario, e il rodigino Marco Marcello, vicepresidente. Il Veneto, ha commentato Bonomo, si conferma compatto e determinato a proseguire su quanto già impostato per affrontare la complessità del momento economico e politico. Ripartiamo affrontando con nuovo slancio il compito di offrire alle nostre imprese un contesto favorevole sotto tutti gli aspetti: fiscale, del lavoro, dell'innovazione, delle infrastrutture e del sociale. Alla politica ci rivolgiamo come stimolatori di temi da affrontare e risolvere perché, ha aggiunto Bonomo, non è più possibile che il Paese si fermi periodicamente su un solo problema. Chiediamo un periodo di stabilità e di crescita che ci permetta di lavorare e concentrarci sulle nostre imprese e sui nostri collaboratori.